751 metri sul livello del mare. Questa è Erice. Una città antichissima che prende nome dallo stesso monte e è stata per secoli sempre una città arroccata su una montagna vista con un occhio quasi magico. Sia per la conformazione del suo territorio, sia per le bellezze non solo naturalistiche ma anche architettoniche che Erice racchiude. Strade di ciottoli, ombre, luce, sole, caldo, freddo, mare, il cappello di Erice, una nuvola di mare. Per chi viene qui il posto sembra essere, come dicevo prima, non soltanto magico ma anche molto molto particolare, perché è una città ricchissima di simbologia. Tante nell'architettura sono le immagini decorative, sacre ma anche profane, che possiamo incontrare all'interno di chiese o chiese che prima non erano chiese, erano semplicemente cimiteri. Anche luoghi come possono essere questi portali antichi, che si dice che furono costruiti dai primi popoli, che erano quelli degli Elini, che erano le popolazioni puniche, normanne. E questa Erice è molto particolare e si dice che in alcuni punti, come questa strada per esempio, di notte figure nascoste camminassero o tuttora camminano per i viottoli, perché sono dei ricordi o delle entità che passano energeticamente e che tengono nascosto il segreto delle antiche Vestali. Le antiche Vestali che hanno dato nome all'antica divinità Venere, che si dica fosse la divinità che racchiudeva un segreto, che era quello del fuoco sacro, le cui Vestali dovevano nascondere e custodire. E pensate che in passato un'antica fiamma si vedeva in lontananza dal mare e portava i naviganti verso questa città antica proprio in simbolo di accoglienza, ma non soltanto accoglienza, un punto in cui potersi ristorare ma anche scambiarsi culture e commercio, e di conseguenza le Vestali stesse erano le portatrici di una conoscenza che bene non sappiamo, ma che è stata poi tramandata nel corso del tempo anche a livello simbolico a tutti coloro che sono passati di qua. Ancora oggi, come dicevo, troviamo e possiamo scoprire simboli che, se siamo in grado di comprendere, riusciamo a tradurre, altrimenti sono e restano elementi decorativi in una città così antica e misteriosa chiamata Erice. Ciao, sono Luna Stanford Marrone. E non sono soltanto una ricercatrice studiosa e appassionata di simbologia, ma sono nata e cresciuta nei simboli.
Sì, perché già i miei nonni erano appassionati ricercatori, studiosi, architetti, ingegneri. Sono cresciuta in un ambiente che ha fatto sì che io potessi vedere quelli che sono i significati nascosti nei simboli. Mi sono appassionata al loro significato che va oltre quello che noi vediamo. È un significato che raggiunge l'anima. Ho deciso così, per questo motivo, di farne una professione e di raccontarvi quello che c'è dietro ad ogni simbolo. Seguitemi sulle mie pagine.